Buonasera amici di Niceto TV, siamo in questa calda ma anche fresca serata estiva. Dove siamo? Siamo a Condrò perché abbiamo sentito qualcosa che ci trascinava qua, che ci portava qua, e abbiamo sentito l'aria del Condrò. Siamo insieme alla nostra artista Valentina Certo e insieme alla signora Cristina. Allora Valentina, che cosa tenete in mano? Allora, abbiamo organizzato per questo evento un laboratorio creativo ispirato agli artisti del Novecento. Siamo qui in Largo Camilleri, in piazzetta Camilleri, e come si può vedere anche dal murales di Camilleri. Questo primo laboratorio è dedicato a Van Gogh. Quindi abbiamo all'inizio raccontato la storia di Van Gogh e soprattutto della genesi di come è nata la notte stellata di Van Gogh, e successivamente loro, ispirandosi al racconto e anche ai libri che la biblioteca di Condrò ci ha dato in prestito, dei libri proprio sugli artisti, hanno rielaborato anche ciò che hanno dentro rispetto alla notte, rispetto a Van Gogh, utilizzando i pennelli, le spatole, i colori acrilici e i colori a tempera. Quindi hanno dipinto quest'opera insieme in gruppetti di 3-4 bambini. Per esempio questa che ho in mano, gli artisti sono le bimbe qui al lato, che stanno gustando un buon gelato. Visto che qui in piazzetta ci sono anche i gelati. Non so se Cristina vuole aggiungere qualcosa. Spostiamo sì il microfono, chiedo scusa. Ok, se riusciamo, perfetto. Allora, devo dire che siamo molto contenti perché la partecipazione è veramente significativa, i bambini sono felici, abbiamo visto sorridenti, abbiamo visto tanti sorrisi, e questo penso che sia un successo per tutti noi. No, è vero. Può aggiungere qualcosa che Stiamo parlando dell'evento e di quello che si sta realizzando in questo angolo. Lei è la signora? Concetta. Noi siamo Concita, chiedo scusa, sposto il microfono. Allora, noi stiamo parlando di quello che sta succedendo in questo angolo, dicevamo. Un angolo bellissimo. Bellissimo. Stiamo vedendo tanti bambini che veramente lavorano alacremente. Sono le 10, le 22 di sera. Sì, e non sono stanchi. È un evento assolutamente che non ho mai visto in vita mia. Ecco. No, nel senso dico, lavorare così alacremente dei bambini a quest'ora comunque. Sì, certo, questa è la particolarità. Certo, sì, infatti. E questo lavoro, attivissimi. vedo appunto queste opere d'arte. Hanno lavorato bene. Ma li incornicerete a ricordo dell'evento? Sicuramente qualcosa faremo. E lì lasciano pure le impronte a ricordo della... Giuseppe, guarda, c'è proprio una parte in cui i bambini possono lasciare la propria impronta a ricordo appunto di questa bellissima serata. Allora, amici di Niceto TV, questo non è l'unico angolo che si è realizzato qui a Condrò in occasione dell'evento L'aria del Condrò. Adesso seguiteci in questo percorso che è veramente delizioso. Ci vedremo tra un attimo. Grazie. E amici di Niceto TV, siamo qui nell'angolo delle bontà, dovevamo arrivare alla postazione della ditta Ruggeri Domenico e dobbiamo prenderci qualcosa da mangiare. Allora Domenico, dacci qualcosa da mangiare. Allora, sei arrivata troppo in ritardo. Ma come sono arrivata in È stata ritardo? un'affluenza immensa, Condrò è stato sbancato. Dai Flavia, com'è sta storia che non c'è più niente da Mi mangiare? dispiace, abbiamo finito tutto. Allora. Quindi hanno apprezzato. Allora, ragazzi, veramente qua non scherziamo. Quante presenze ci sono state in quest'area di Condrò? Circa 500. Mamma mia, che bella! Allora, forse Giuseppe mi fa segno che forse vi tengo il microfono troppo lontano. Non ti preoccupare, Ecco. lo risolviamo il problema. Allora, tanto lavoro ma tanta soddisfazione, un evento bellissimo. Riuscito bene, organizzato nei minimi particolari, tutto alla grande. Allora. Complimenti al sindaco, complimenti a Condrò che è un paesino
A tutta da l'amministrazione perché organizza veramente degli eventi piacevoli per tutti. valorizzando le aziende locali. Soprattutto. Bene, In primo quindi- piano le aziende locali. Ok, quindi non abbiamo trovato niente da mangiare, ma che cosa hanno mangiato? Diteci, così facciamo venire Hanno mangiato l'acquolina. formaggi, salumi, Tutto pomodori rigorosamente- sottoli, tutto rigorosamente dell'azienda Ruggeri. Ruggeri di Sicilia. Formaggi, salumi, olive e hanno degustato anche il nostro vino, naturalmente. Bene, bene, quindi noi siamo rimasti a bocca asciutta, ce ne faremo una ragione, ma verremo da voi! La prossima volta No, noi verremo da voi a San Pierniceto, dove? Via- Così vengono tutti, Via- tutti. Strada vicinale Santa Maria 2. Oh. Pierniceto. Mettetevi Google Maps e andiamo tutti, ecco, e ci prendiamo. Formaggi, sottoli, tutto alla grande. Ecco. Soddisfatti e rimborsati, il nostro slogan. Ecco, abbiamo anche i bigliettini da visita che Giuseppe metterà in sovraimpressione. Lo puoi girare? Ok, qua abbiamo tutti i riferimenti. Andate a trovarli perché guardate, questi Vi bei sorrisi vi aspettiamo. e vi faranno mangiare tutto quello che noi non abbiamo potuto mangiare Saremo stasera. qui pronti a servirvi. Ma guardate che squadra! E ancora c'è l'ultimo pezzo. Vieni Carmelina! Che stasera ha preparato i piatti insieme a voi. Carmelina, un Ciao. saluto agli amici di Niceto TV. Ciao a tutti amici. Ciao, vi aspettiamo a San Pierniceto. Allora, l'area del Condrò ci ha portato qui la ditta Domenico Ruggeri. Vediamo dove ci porta, restate con noi. Amici di Niceto TV e l'area del Condrò ci ha fatto trovare l'organizzatore di questo evento, anzi di questo secondo evento, Nico Pagano. Allora, Nico, per gli Buonasera. amici di Niceto TV, questa è la seconda serata. Sì, del Mamertino Doc. Abbiamo organizzato 2 serate. Mettiti, te lo devo dire io di tenere Abbiamo- il microfono vicino. Abbiamo organizzato 2 serate, abbiamo presentato dei vini importanti, diciamo, come Mamertino, con 4 case vinicole. E abbiamo fatto esporre il proprio vino migliore, abbiamo preparato, grazie a oggi alla ditta Ruggeri, l'altro giorno era la ditta di René. L'altro giorno era il vino, il riso di Bacco al vino rosso. Oggi invece avevamo salumi, specialità del signor Ruggeri. Niente, oggi A abbiamo cosa vi siete dislocato- ispirati per l'organizzazione? Perché abbiamo visto appunto la dislocazione, dobbiamo ancora, non sappiamo ancora dove ci porta l'area del Condrò. Oggi abbiamo dislocato in tutta l'area del comune diverse postazioni. C'è una postazione dove si può vedere anche come si batte il ferro di una volta insieme alla sangria. C'è qua, diciamo, la piazza principale dove si mangia, abbiamo il nostro bicchiere, diciamo, ora non ce l'ho qua. Abbiamo creato un bicchiere apposta per il comune di Condrò. E sopra c'è anche il Sighe che ci fa il gelato per i bambini, una postazione, cioè cerchiamo di varietà, di girare un po' per tutti, per tutte le età e per tutti. Bene, quindi Spettacoli Pagano ha organizzato questi eventi del Mamertino Doc, complimenti, complimenti. Chissà se l'area del Condrò ci farà incontrare pure il sindaco e qualcuno dell'amministrazione per complimentarci. Restate con noi. Grazie Nico, Spettacoli Pagano, organizzatore dell'evento. Grazie. Ciao. Amici, siamo ancora qua, l'area del Condrò ci ha portato qui nella postazione del signor Mimmo Paone. Allora, buonasera, ci presenti questa postazione, hai in mano anche una bottiglia, la presentiamo anche per gli amici di Niceto TV. Questa è il Mamertino di Lazio Riserva, è un vino rosso che lo produciamo qui a Condrò, dove abbiamo i vigneti e abbiamo anche la cantina. Lo diciamo ai nostri amici. Quindi abbiamo realizzato questo vino riserva e l'abbiamo presentato il giorno 23 ufficialmente, abbiamo aperto la prima bottiglia in
insieme al sindaco, quale l'abbiamo nominato padrino. certo! Abbiamo chiamato questo vino Condrosse, sarebbe il nome del paese in lingua greca. Questa bottiglia per noi è il nostro fiore all'occhiello, che l'abbiamo creata dopo tanti anni perché ci crediamo in questo vino, ci crediamo in questi terreni che ci sono in questa zona e sicuramente Condro è un tesoro nascosto che molte persone non lo conoscono, perché qualsiasi prodotto si produce a Condro ha un cavallo vincente rispetto ad altri prodotti. Un plus valore! Sì. Bene, bene! Così più. Allora, ci vuole dire qualcos'altro per questo evento? Come l'ha trovato? Avete avuto tanti assaggiatori? Abbiamo avuto tantissimi assaggiatori e qualcuno anche ha comprato la bottiglia per ricordo dell'evento, per cui per noi è stato veramente molto piacevole partecipare e sicuramente ci sarà un ritorno anche per i prossimi anni. Bene, allora, lo diciamo per tutti i nostri amici di Niceto TV che, come lei sa, sono sparsi per il mondo, Sì. e ci sono anche dei condronesi. Certo. Se volessero questo vino, potrebbero anche chiederlo. Ma guardi, e voi lo fate le spedizioni? Allora, fino a in questo momento noi abbiamo la Commes, Mimmo Paone, trovano tutte quante le Commes e possono comprare in tutto il mondo. Solo ci sono parti del mondo dove è impossibile spedire, come il Canada e in altri paesi dove ci sono il Liquor Quench Board che controlla tutta, sarebbe di monopolio. Ok. È molto difficile, però in Europa sicuramente possiamo arrivarci. Allora, per gli amici dove non possiamo far arrivare il vostro vino, li invitiamo qui a Condro a venire a visitarvi. Miniera e cantina. Ok, lo diciamo oltre alla pagina dell'e-commerce, diciamo dove vi trovate, la vostra azienda è qui a Condro, La sede è a Torre Grotta, a Torre Grotta. mentre i nostri vigneti sono a Condro Ok. e la cantina di imbottigliamento di questo prodotto è a Condro. Poi noi produciamo anche il faro a Castanea, dove abbiamo la cantina anche a Castanea. Stiamo investendo anche nelle isole Eolie, dove abbiamo a Vulcano già i vigneti, e dobbiamo fare anche la cantina perché la legislazione italiana è questa. Bene, bene, e allora grazie per la presentazione di questo vino e grazie per tutto quello che fate per la promozione del nostro Voglio territorio. omaggiare a voi una bottiglia di Condor. Grazie, grazie. Grazie, ringraziamo il signor Paone, gentilissimo. Grazie mille, grazie. Ciao, ciao. Amici di Niceto TV, noi continuiamo, io e Giuseppe che ci filma, a lasciarci trasportare dall'aria del Condro. E dove siamo arrivati? Siamo arrivati nell'area del ferro battuto e incontriamo adesso la squadra che ha lavorato tutta la sera e non solo. Presentatevi carissimi ai nostri amici di Niceto TV. Costa Domenico da Pace del Mela. Ok. Antonino Grisafulli da Furnari. Antonino Mirabile da Terme Vigliatore. Giovanni Piccolo da Santa Lucia del Mela. Cioè, venite da ogni dove, ancora abbiamo una bella presenza femminile. Mira Sacramento, è il mio maestro. Ma da mio dove? costa, Da dove? Da Brasile, Salvador Bahia. Ah, pure una danza allora ci potresti fare mentre batti il ferro. Allora, raccontateci dei vostri lavori. A chi do il microfono così ci racconta che cosa avete fatto. E allora, prima di parlare del primo pezzo, voglio ringraziare i miei collaboratori. Sì. In particolare il maestro Costa, Antonino Mirabile e Giovanni Piccolo, che sono stati il perno, diciamo, della situazione, perché senza di loro in ogni caso non potevamo arrivare a questo risultato. Abbiamo cominciato giorni fa in officina e abbiamo completato tutto in piazza come una dimostrazione di forgiatura. Siamo stati chiamati dal sindaco che ci ha promosso questa soluzione, in pratica ci ha parlato delle origini di Condro, giusto? E le origini erano contadine più che altro. Sia per le origini contadine si parlava dei granai, cose del genere, e ci è venuto in testa così di fare una rappresentazione in quanto riguarda la falce, il grano e la scritta Condro in greco, in pratica è una scritta Condro in greco. Per quanto riguarda invece lo stemma, si parlava
Questo qua è una famiglia nobile di Condrò, dei Bonfiglio. Ah. Abbiamo fatto il questo è lo araldico, stemma. araldico di questo nobile che ha vissuto per tanti anni qua a Condrò. Ok, allora noi vediamo ancora allestito l'angolo della forgiatura, in realtà c'era veramente il fuoco acceso e avete proprio battuto il ferro. Ma quello si lavora a caldo il ferro. Abbiamo finito minuti fa in pratica, ci dispiace per voi, siete arrivati un pochettino Siamo in arrivati sì perché abbiamo visto le altre diciamo, postazioni. prima 10 minuti fa si forgiava, abbiamo finito con degli oggettini, abbiamo passato una mano di vernice protettiva e siamo qua, il tempo che asciughi già siamo per posizionare. Questa è le la sculture. presentazione dei lavori a ricordo di questa serata bellissima. Quante Esatto. persone c'erano a vedervi? Ma tantissime. Perché non è noi- usuale vedere battere il ferro. No, diciamo che è una non novità, è una cosa che si provanda dall'antichità, però la gente ha un po' perso quello che è la manualità, la forgiatura, quindi la gente che magari vede forgiare dal vivo il ferro, insomma, ammira con stupore questa specie di festa poi in piazza, perché per noi è una festa, poi collaboriamo insomma con i colleghi in un modo proprio d'amicizia e condividiamo una passione, tutto qua. È peccato che ci sono pochi amatori. Dobbiamo dire veramente Che noi vorremmo divulgare questo mestiere, quest'arte antica. quest'arte ha detto bene, perché Antica. veramente voi siete Però- degli artisti. Però non c'è, manca il seguito. Mancano le istituzioni, mancano i politici che si interessano. La sensibilità di che tutti. promuove E i anche, giovani, perché no? qua non vedendo computer non viene nessuno. Ma perché purtroppo si è persa in questa modernità che ci vuole tutti davanti ad uno schermo, si è persa. Ma è il vero artigianato che porta avanti l'economia nazionale. E questo E non dimostra... si vuole capire. E questo dimostra anche l'importanza dell'amicizia, perché l'arte, l'artigianato promuove e crea amicizia, crea collettività. Condividiamo una passione più che altro, Ecco. certo per i giovani è una novità magari un po' dura come realtà dura, perché ci confrontiamo, ripeto, con un lavoro duro di sudore, di passione, di sacrifici che magari nei tempi moderni non è tanto valutato, perché i sacrifici per i giovani ultimamente non è che sono come dire un'ambizione, quindi va bene, intanto lo promuoviamo noi, dopodiché Bellissimo, ma l'occasione, ci dica signor E poi noi Costa. ci siamo confrontati con gente, diciamo, di tutta Europa, anche in Ucraina. siamo Bellissima andati. questa cosa. Perciò noi divulghiamo la nostra E tecnica. cosa avete fatto in Ucraina? Facciamo di queste manifestazioni. Si Bello. creano dei campionati mondiali, danno un soggetto, in 3 ore tu lo devi realizzare. Bellissimo, e allora l'occasione ci è gradita, stavo dicendo, per invitare i vari dirigenti scolastici a creare eventualmente nelle Certo, scuole dei laboratori dove voi potreste essere veramente protagonisti a portare avanti e ma facciamo dei favorire. concorsi, facciamo dei corsi scuola, cioè, tutto questo già lo facciamo da anni, insomma, ripeto, è un po' difficile. Va però, intensificata però la su cosa. 10 anche che ne prendiamo uno già in qualcosa. Già è si prende, tanto, questa è quindi la realtà. un lavoro che va intensificato, perché non ci dobbiamo stancare di lavorare per i giovani e con i giovani. E parliamo di questa bella presenza femminile. Mira. Allora, Mira, Sì. ma cosa ti ha portato a coltivare questo hobby, questa passione, quest'arte dal Brasile? In verità l'ho conosciuto questa arte qui attraverso Mimo Costa. Ho lavorato con lui in officina un inverno, vero Mimo? E mi è piaciuto tantissimo e sono molto contenta di essere qua con loro in questi giorni. È veramente un'arte bellissima. Mi dispiace tanto che, come ha detto Nino, che bisogna essere i giovani ora interessati in queste cose, altrimenti sarà persa. È un'arte meravigliosa. Io mi sono appassionata, veramente. Brava, complimenti, grazie Grazie. per rappresentare tutte le donne in quest'arte che, dobbiamo dirlo, è stato... Che è scomparsa. E che è scomparsa, ma che è stata prettamente maschile, perché una forgiatrice donna non si è mai vista. Ma qua Invece è da imparare Mira, ancora. Mira, Qualcuno c'è in giro per... Tanto da imparare ancora. ecco, Mira Nei comunque... paesi dell'est principalmente
e Repubblica Ceca, sono tutti posti dove il ferro battuto ancora resiste. Vegeta. Resiste Sì. a questa modernità. Sì, sì. Bene, bene. E allora, grazie E grazie a voi veramente per averci presentato i vostri lavori, grazie per quello che fate, grazie Mira. E amici di Niceto TV, restate con noi, chissà dove ci porterà l'aria del Condrò. E amici, noi continuiamo a lasciarci trasportare dall'aria del Condrò. E dove siamo arrivati? Siamo arrivati nell'angolo delle cantine Avop e andiamo ad incontrare il signor Giuseppe. Allora, signor Giuseppe, che qua vedo delle prelibatezze. Tutti i prodotti di nostra produzione. Che cosa abbiamo? Che cosa abbiamo su questo tavolo? Stasera per questa manifestazione abbiamo portato solamente alcuni dei nostri vini, giustamente per non poterli portare tutti. Abbiamo portato 2 bianchi, un rosato e un vino alla mandorla veramente particolare. I bianchi sono un grecanico e un catarratto, quindi cultivar autoctone della Sicilia. Il rosato è un sangiovese vinificato in bianco. Mentre il vino alla mandorla è un vino base bianco aromatizzato con aromi alla mandorla, 16 gradi alcolici, adatto per tutti i parelle, questi prodotti. Ecco, quindi si beve il vino alla mandorla insieme a dei biscotti, È un ottimo fine pasto, quindi accompagnato un con dessert, ecco. Ed è di vostra produzione, Anche questo, sì. una cosa particolare il vino alla abbastanza mandorla. particolare che comunque è abbastanza conosciuto ormai come prodotto. Bene, quante presenze avete contato qui stasera? Stasera è stata anche, questa è la nostra seconda presenza perché siamo stati già qua qualche giorno addietro e devo dire che c'è stato un bel numero di visitatori. Una bella serata, noi Abbastanza. di Niceto TV ci stiamo lasciando trasportare dall'aria del Condrò di postazione in postazione e dobbiamo dire che veramente stiamo raccogliendo grande soddisfazione, grande piacevolezza nel passare questa serata. Sì, penso che sia la prima edizione se non mi sbaglio. Sì, però sì. ho visto veramente una grande Partecipazione. Belli eventi ad Maiora per il comune di Condrò che ha avuto veramente questa originalità di realizzare eventi di questo tipo. Dove vi trovano i nostri Noi amici? ci troviamo a Monforte Marina, abbiamo un'enoteca sulla via nazionale oppure abbiamo lo stabilimento, quindi l'imbottigliamento in viale Regione Siciliana 31 sempre a Monforte Marina. Bene, quindi amici di Niceto TV, il vino alla mandorla, dobbiamo andare a Monforte Marina a prendercelo. Grazie. Grazie per essere stati Grazie con a voi. noi. Amici, continuate, chissà dove ci porterà quest'aria del Condrò. Amici di Niceto TV, e noi trasportati dall'aria del Condrò e siamo arrivati all'angolo della poesia, delle filastrocche, del teatro. E abbiamo trovato la regista di quello che è successo qui stasera in quest'angolo di paradiso, la signora Nella Trimarchi. Buonasera. Buonasera. Allora, che cosa è successo, regista, stasera qui? Diciamo che Si è volato. Si è volato, sì, ma tutto sicilianità. Abbiamo voluto fare un omaggio alla sicilianità, cominciando con delle poesie, cominciando a parlare di Martoglio, di che cosa ci ha parlato Martoglio, soprattutto delle persone più umili, quelli che cercavano di arrabattare e di portare avanti determinate loro situazioni, non sempre ottimistiche. Abbiamo preparato un pezzo di Ciccastonchi di Da Civitoti di Martoglio, abbiamo che poi sono le nostre attrici che hanno recitato le filastrocche, abbiamo omaggiato Maria Costa con la bellissima poesia Colapisci, duettata da 2 attrici. E altro avete sentito voi? Sì, abbiamo sentito e abbiamo volato, Certo, con la cornice dell'intermezzo della cavalleria di Mascagni che ha fatto, diciamo, da
ci ha accompagnato, ecco, in una maniera elegante. È vero, ha ragione. Allora, lei ha parlato di attrici, noi abbiamo visto tanti volti. Voi avete una compagnia teatrale, vi occupate di teatro. Certo, infatti qui, oltre a Valentina Gangemi, ci sono altre 2 attrici, quelle di cui parlavo poco fa, Giovanna Mento che conosciamo e Maria Rita Gitto, e l'abbiamo vista proprio nell'espressione più popolare della filastrocca che veramente mi avete. Allora ci raggiunge la signora attrice Maria Rita Gitto. Maria Rita Gitto, complimenti veramente. Avete fatto volare i nostri spettatori e amici che vi hanno ascoltato. Siamo noi. Quelli a volare. Per divertimento prima nostro. Passione, perché il teatro, insomma, è passione, è fuoco che arde negli attori, è vero? E allora, ma non finisce qua, perché noi abbiamo chiesto ad una vostra attrice, ma è anche un'amica di Niceto TV, Valentina Gangemi, di recitare una poesia scritta dalla regista, nonché la sua mamma Nella, una bellissima poesia che vi farà ascoltare. A voi, amici di Niceto TV, Valentina Gangemi. Valentina, non cominciare, perché ho paura che poi i nostri amici non ti sentano, per cui ti metto anche il microfono nostro. Grazie. Dunque, un omaggio alla Sicilia. Gente di Sicilia, gente fantastica, porta sopra i suoi spade un'eredità antica assai, sempre sotto pacioni a obbedire, e quando uno scappa non ne veni, chiutteranno, chiuttinto do primo. Ma o siciliano non si scoraggia e abbezzo è preparato a tutti i soni, a sapi, girari e ferriari, e quando la sua terra non lo può più campare, patti. Lassa o bello sole, lassa famiglia, lassa o cori, ma trova dignità, stemma dell'uomo buono. Gente di Sicilia, gente fantastica. C'è un Paceranni, ghino di saggizza, capelli bruciata d'usuli e i cadde in te mani. C'è l'uomo d'onore, che ha sua parola e contratto. C'è un tinto, un prepotenti e un malancino. C'è un chiacchierone, un buon magaro e un moccalapone. C'è un traficanti, un traficusu e un trafichino. E c'è un sautafossa, che scirdica da tutti i lati. C'è chi che fa un babbo per non pagare un dazio. E c'è di tutto. Di chi che c'è non manca niente. Grazie Sicilia. Valentina, grazie A voi. Per la tua interpretazione. Veramente ho la pelle d'oca visibile, soltanto i nostri amici di Niceto TV non possono vederlo dal video. Grazie A Valentina. voi, a voi. E grazie alla regista e all'autrice e scrittrice di questa bellissima poesia. Grazie. Perché arde, e chi è siciliano può capire che ogni parola è verità, è realtà, ha un suo significato, ed sì. è veramente soppesata Sì. con pensieri, sentimenti, emozioni e realtà. E allora seguiamo la vostra compagnia teatrale che si chiama Figli di Stumari, è l'associazione Promenia, di cui la presidente è Valentina Gangemi. Io sono la regista per quanto riguarda la compagnia e il lavoro che stiamo portando per i paesi. Il giorno 7 agosto saremo qua a Condrò e poi andremo in altri comuni. Benissimo, con quale spettacolo sarete qui a Condrò? Si intitola Il ritorno di Ulisse, è una parodia musicale che l'anno scorso al concorso a Santa Lucia del Mela ha vinto 3 premi e quindi ci pregiamo di portarla nei comuni perché sappiamo che ha una piccola valenza. Ecco, Una grande valenza. Io non sono
io sono sempre misurata. È giusto, l'umiltà dei grandi è un esempio per chi invece del poco si vanta. Però, allora, diamo appuntamento ai nostri amici di Niceto TV, venerdì. Il 7 di agosto non so se è venerdì. Giovedì, scusate amici di Niceto TV, giovedì 7 agosto, qui a Condrò, con lo spettacolo Il ritorno di Ulisse. e voi venite qui a Condrò a vedere se Ulisse torna o non torna. Torna! Torna! Bene! Grazie per tutto quello che fate e grazie per la vostra espressione. Grazie a voi, grazie. Biscotto e manetto, voleva la cento, ma fetto biscotto e manetto. Allora il re, biscotto e manetto disse, accuciava la cento, ma fetto biscotto e manetto. Della figlia, biscotto e maniglia, del re, biscotto e manetto. Io ce la do mia sposa. E per non caruso, bavuso, tignuso. Biscotto e manuso, che disse? Ecco il re, biscotto e manetto. Io ti portai la cento, bafetto, biscotto e manetto. Della figlia, biscotto e maniglia. Del re, biscotto e manetto. E ora me la devi dare in sposa. Il re Bafè biscotto e minè chiamò la figlia biscotto e miniglia. Ma chi già quando caruso, quando vedo caruso va uso biscotto e manuso. Io sono la figlia biscotto e miniglia del re Bafè biscotto e minè. E non sposerò caruso va uso biscotto e manuso. È la premiazione per un lavoro veramente di eccellenza. Qui abbiamo avuto degli artisti, artigiani, veramente che si sono superati realizzando un'opera che resterà a Condrò per il resto dei tempi. Vedete Condrò in greco, Xopos. Quindi abbiamo qui un omaggio che daremo loro e lo consegnerà direttamente il sindaco, a cui lascio la parola per continuare a dire qualcosa su questa bellissima opera, e non è soltanto questa. Io a chiusura di questi 2 o 3 giorni, di questa settimana davvero intensa che si è svolta qua a Condrò, non posso che ringraziare i maestri qua presenti, perché veramente si sono impegnati nonostante il caldo, nonostante le difficoltà, a realizzare quest'opera, e l'altra che hanno sistemato su con lo stemma dei Bonfiglio, che è la famosa famiglia storica qua di Condrò. Abbiamo vissuto questa sera una grande serata per Condrò, l'aria del Condrò, con manifestazioni in tante piazzette, forme di bellezza e di arte in più, diciamo, modalità. Questa è una di quelle, la lavorazione del ferro battuto. Sono riusciti a tirare fuori quest'opera veramente significativa per quello che è la radice di Condrò. Quindi, come ha detto Vito, le spighe di grano che richiamano appunto quello che era il territorio di Condrò nel passato e l'abbondanza che c'era qua per la coltivazione del grano. Quindi ancora grazie a voi, noi come amministrazione vogliamo donarvi questa targa ricordo a ciascuno di voi. Quindi comincio con il maestro Antonio Crisafulli. Antonino Mirabile. Grazie. Il maestro Domenico Costa. Grazie. E abbiamo qua maestra Mira Sacramento. Brava, brava. E da ultimo il maestro Giovanni Piccolo. Grazie a voi. Infine voglio ringraziare il sindaco per l'opportunità che ci ha dato. Grazie ancora, speriamo in seguito. Grazie va bene. Grazie. Un saluto, arrivederci a tutti. Grazie. Mimmo, tu niente a dire? Io non dico niente, devo dire solo grazie ai maestri che hanno accettato l'invito di stare 2 giorni qua sotto il sole cocente. Però è stata una bella soddisfazione, siamo riusciti, ci è andata bene, siamo riusciti a realizzare queste 2 opere. Vabbè, basta. Va bene, una foto d'unione insieme. Allora, amici di Niceto TV, ci siamo fatti trasportare da quest'aria magica del Condrò
abbiamo volato nel tempo, nello spazio, attraverso le varie postazioni, ma adesso vediamo se ci fa incontrare chi è che ha ideato tutto questo, chi è che ha ideato l'aria del Condrò. Vediamo e allora incontriamo gli ideatori e i rappresentanti di questi eventi che si sono tenuti in queste serate, il sindaco Giuseppe Catanese e l'assessore Vito Schevis. Allora, sindaco, vengo da lei passando davanti alla webcam. Tante presenze, tanta soddisfazione da parte delle persone che veramente hanno vissuto, partecipato, che si sono sentite protagoniste. Aggiungo tanto impegno per riuscire a realizzare tutto al meglio. Devo dire che grazie anche all'apporto di tanti amici, dei collaboratori, siamo riusciti a raggiungere questi obiettivi. Veramente una settimana piena di avvenimenti, di qualcosa di speciale che a Condrò credo non si sia mai visto in così poco tempo. Abbiamo avuto la scorsa settimana il concerto di Enrico Ruggeri e poi si sono susseguiti una serie di eventi di natura culturale, gastronomica, che hanno fatto riscoprire sia le bellezze del piccolo borgo di Condrò, ma anche i sapori del territorio. Abbiamo in più serate potuto gustare i vini del Mamertino Doc con le cantine Paone, le cantine Lipari, le cantine Ruggeri che hanno allietato le nostre serate sia mercoledì scorso che questa sera. Ieri sera poi devo dire c'è stato uno spettacolo veramente di livello internazionale con dei ballerini di tutto il mondo che hanno affascinato e tenuto veramente con gli occhi addosso per 2 ore di spettacolo, quindi una grande aria del Condrò che è vero che si è chiusa questa sera con questo nome che abbiamo ideato e pensato per questa manifestazione, ma è tutta una settimana di grandi eventi che si sono realizzati qua su Condrò grazie all'impegno nostro, al contributo che siamo riusciti ad ottenere da parte dell'assessorato del turismo, da parte del GAL, quindi una serie di finanziamenti che grazie al nostro impegno hanno dato poi il frutto sul territorio al fine di promuovere il più possibile il nostro piccolo borgo. Eventi che veramente hanno fatto sentire quest'aria magica del Condrò che noi abbiamo vissuto attraverso l'arte, la musica, l'arte in tutte le sue espressioni. Abbiamo raccolto, sindaco, e credo che le faccia piacere, noi di Riceto TV ci facciamo portatori, veramente grande soddisfazione. Abbiamo visto tante presenze qui a Condrò e le devo dire anche qualcuno che Condrò non l'aveva mai visitato, è venuto in queste serate e se n'è andato molto soddisfatto. L'obiettivo di queste iniziative è proprio questo, far conoscere ancora di più il nostro piccolo borgo e tentare di attirare persone che decidano di investire anche delle loro risorse per magari comprare una casa o comunque venire a stare in maniera stabile, venire a visitarlo più frequentemente. Una buona amministrazione deve essere lungimirante e puntare a questo tipo di iniziative finalizzate a questi obiettivi. E dobbiamo dire che i 40 gradi in giro effettivamente non corrispondevano alla buona aria del Condrò, bella fresca. Proprio da qua deriva il nome, proprio anche dal passato. Noi l'abbiamo tradotto in italiano, ma l'assessore Vito, da cui è partita l'idea di questa cosa, era l'aria du Condrò, perché era famosa per il fatto che nonostante negli altri paesi ci fosse calura, mentre qua a Condrò si sta sempre belli freschi. Sì, noi quindi abbiamo un motivo in più per investire qui a Condrò, e devo dire che io e Giuseppe ci stiamo facendo un pensierino, peccato che siamo proprio a 3 chilometri, quindi dico quando vogliamo veniamo. E allora continuiamo ad ascoltare quest'aria del Condrò attraverso le parole dell'assessore Vito Schevis, che è veramente stato partecipe, protagonista, attore protagonista di quest'area del Condrò. Io vi ringrazio anche come emittente, che siete sempre attenti e venite a raccogliere quello che di bello c'è nel territorio. Questo è un vostro merito che è molto significativo. L'aria del Condrò è una caratteristica di Condrò, l'abbiamo ripetuto, è qualcosa da sfruttare, quindi una caratteristica da utilizzare per richiamare visitatori che poi si possono tradurre in compratori. Qui abbiamo una bellissima casa di fronte in vendita, per dire.
Quindi l'area del Condrò, proprio l'area di Cuntrò, è proprio quella storica, quella per cui qua c'erano dei principi, quella per cui erano proprio messi qua in questo posto che era nascosto dalle incursioni dei pirati, e tutta la storia nasce da lì in un certo senso. Quindi questa storia che ora noi cerchiamo di ricordare, di portare nel passato, perché Sopos, la scritta che c'è qua, significa Condrò, ma significa anche luogo di produzione del grano. E vediamo delle spighe proprio rappresentate in ferro battuto. La falce, quindi questa opera meravigliosa rappresenta Condrò. Assieme a questa opera anche lo stemma del Principato dei Bonfiglio è l'altra cosa che ci distingue. Le altre situazioni che ci sono a Condrò sono riassumibili anche nel fatto che siamo un borgo veramente confezionato. Qui se fate un giro, tranne queste scale, ma non ci sono scale, stasera avete fatto il percorso tutto, non ci sono scale tranne per salire alla piazzetta Camilleri, quindi è a misura d'uomo, diciamo noi, e di bambino specialmente. Qui i bambini stanno meravigliosamente bene. Ma la cosa a cui tengo è che qui assieme a noi, assieme al sindaco che è operoso, e credo qui in zona come il nostro sindaco ce ne sono pochi, senza piaggerie, senza il fatto che è una persona molto cara per me, però siamo riusciti a intercettare dei fondi che qui siamo riusciti stasera a fare tutto gratuitamente, qualcosa che ha richiesto tanto impegno di volontari, che non sono tantissimi perché siamo pochi, però li ringrazio tutti veramente col cuore, e quindi credo e spero che un altro anno di riuscire a ripetere qualcosa del genere, perché poi anche l'ideazione delle piazzette è stata fatta cercando, non abbiamo cercato di fare una notte bianca con i complessini nelle piazzette, abbiamo cercato di pensare a ogni categoria di persone, i bambini, gli anziani, l'allegria, il teatro, per fare un percorso alternativo che poi credo che abbia funzionato. Quindi speriamo che l'altro anno si riesca a ripetere, sperando di riuscire a riprendere delle risorse, e l'impegno non manca, e qui abbiamo il numero 1. Bene, allora, noi amici di Niceto TV ci siamo lasciati trascinare da quest'area magica del Condrò e vi invitiamo a venire e a seguire i consigli del sindaco e dell'assessore Schepis, perché veramente è un borgo di nicchia, a misura d'uomo, come diceva l'assessore, e di bambino, per cui venite a godere di quest'area. Area del Condrò. In dialetto? Area do Cuntrò. Bene, noi con questo vi lasciamo. Ciao amici di Niceto TV. Grazie sindaco, grazie assessore. Grazie a te, grazie a te.
tutti. Dai Zona Sicilia. Anni chiedo di più. Dai Zona Sicilia. Grazie. Presentiamo. Daniele Merrino. Buona continuazione. Franco Fiore. Pippo Barbera. Pietro Gitto. Mimmo Feminò, grazie a tutti. Grazie a voi, complimenti.